Vicepresidente Bolsonello, lei ha apprezzato molto il progetto dell'associazione Féminas Furlanes Fuertes che si è tradotto nella realizzazione di un video sull'arte di Luciano Ceschia che punteggia tutto il Friuli Venezia Giulia e mostra una anima che può star dietro dei percorsi che valorizzano il turismo. È proprio così, noi pensiamo che il turismo debba essere industria sicuramente, quindi riempire camere, fare numeri, dare lavoro, eccetera, ma che non possa esserci questo tipo di industria turistica se dietro non c'è un'anima del territorio che viene offerto agli ospiti che arrivano. E fra le varie anime che sono di natura ambientale, di natura culturale, eccetera, sicuramente raccontare Luciano Ceschia che ha veramente offerto la sua arte in tutto il territorio di questa nostra regione ci è sembrato realmente un grande progetto di natura da un lato culturale e dall'altra turistica. È la capacità di dire agli ospiti che arrivano in Friuli Venezia Giulia: guardate questa nostra terra, godetela, ma soprattutto ascoltate l'anima che ha dentro. L'iniziativa di Féminas Furlanes Fuertes viene dal basso, in qualche modo mostra la possibilità di illustrare le potenzialità del Friuli Venezia Giulia attraverso iniziative che vengono da più direzioni, non semplicemente dall'alto. Le Féminas guidate da Margherita Ploss, quindi tutta la sua banda, sono straordinarie, danno una positività incredibile ed è proprio grazie alla positività di tante associazioni, oggi parliamo di questa, altre ce ne sono, che possiamo, come dire, innervare i nostri percorsi culturali, turistici, le nostre offerte, perché questa capacità di leggere dal basso percorsi attrattivi per la nostra regione è fondamentale. Non può esserci solo l'approccio esclusivamente, come dire, ragionieristico, fra virgolette, deve esserci anche un approccio del cuore, quindi un approccio dato da persone che hanno veramente appunto a cuore la propria terra.